Buonasera e benvenuti all'Atletico 2000, dove per la 16ª giornata di Serie A2 c'è una sfida ad alta classifica tra il The Wall 3&23 e lo Sporting Roma. The Wall 3&23 che prova a impostare l'azione bassa da dietro, c'è il retropassaggio, Damian però lo intercetta e va al destro. Azione adesso pilotata a destra per il The Wall, bel passaggio filtrante per Guidi che supera un avversario e poi trova Butnaru. Sporting Roma adesso avanza sulla sinistra, azione poi dirottata centralmente, palla in verticale, la sponda, torna Sprincenatu, fuori non di molto. Babini per il The Wall, parte la sua rincorsa, va Babini, scheggia la traversa. Sporting Roma adesso che risponde con il tiro cross di Pasca, bravo però Pulitani. The Wall da fallo laterale, la sfera controllata, il tiro cross deviato, la palla rimane lì e arriva la realizzazione da fuori. Ha segnato Salutari per il The Wall 3&23 che va in vantaggio nella ripresa 1-0. Lo Sporting non ci sta e allora la sfera appoggiata a Sprincenatu, palo. Calcio di punizione, sta per partire Neamtu, il suo tiro è alto però sulla traversa. Il The Wall, lancio lungo direttamente fuori a perdere tempo, quando però di tempo non ce n'è più, arriva il triplice fischio, basta un gol al The Wall 3&23 da parte di Salutari per avere ragione dello Sporting Roma. Vince il The Wall 3&23 1-0. E niente, a noi ci ha detto male perché perdere con 1-0 vuol dire che le squadre sono abbastanza equilibrate, quindi ce l'abbiamo giocata stretta. Peccato, adesso cerchiamo di mantenere il terzo posto e di arrivare su per la promozione. Sì, è stata una partita dura, noi avevamo addirittura 11 indisponibili, poi avete visto in campo si sono infortunati 2 giocatori, quindi in 6 è stata una bella partita ma meritata secondo me.